Dopo la seconda revoca consecutiva del bando di gara di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento, conferenza stampa dei consiglieri Vassallo e Vaccarello. Davide Saglia. L'articolazione è la stessa, sia in termini di efficacia ed efficienza. Ennesima puntata della questione rifiuti. I protagonisti sono sempre loro, da una parte gli accusatori Alfonso Vassallo e Angelo Vaccarello, dall'altra l'amministrazione comunale. Il motivo della contesa è sempre quello, il bando e le modalità di gestione del servizio di raccolta, una vicenda per la quale due consiglieri hanno depositato la richiesta di commissariamento all'assessorato agli enti locali, ma i motivi che hanno inasprito e sollevato dubbi sulla questione si rifanno alla determina a firma del dirigente Gaetano Di Giovanni, una determina contenente diverse anomalie e criticità, così come evidenziato da Alfonso Vassallo. È una determina composta da 5 pagine, del quale 3 pagine sono soltanto di preambolo, quindi già dimostrano che c'è un'aggressività da parte del dirigente nel giustificare quello che è la sua determina di revoca del bando, che è stato revocato a 4-5 giorni dalla scadenza. Primo, dove afferma che il segretario generale, che è responsabile per la prevenzione della corruzione, ribadisco, aveva affermato con una nota che il bando era legittimo, il che per noi è assurdo. Secondo, dove afferma che il sindaco e il vice sindaco avevano contestato il suo operato e quindi condividendo quello che era la nostra contestazione attraverso l'interrogazione. E terzo fatto eclatante, dove afferma che non c'era un minor utilizzo di impiego di risorse, quando in realtà ci sono nel bando 35 licenziamenti se veniva attuato. E il dato più eclatante e l'affermazione più grave, dove il dirigente da parte nostra verrà chiamato in consiglio comunale a venire a relazionare su questa affermazione, la leggo, dove dice che rileva che l'amministrazione comunale intende perseguire l'interesse pubblico della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non più nel medio tempore a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Praticamente il dottor Gaetano Di Giovanni sta affermando che il comune di Agrigento non vuole produrre l'affidamento del servizio di raccolta a mezzo di evidenza pubblica. Abbiamo notizie che il sindaco abbia fatto durante la sua campagna elettorale delle riunioni con del personale aspirante a lavorare per il potenziamento estivo, quindi verranno prese nuovamente altre 120 persone a lavorare per 3 mesi, per la quale noi non abbiamo nessun motivo di contestare, ma contestiamo il metodo. Primo, perché il sindaco non può segnalare assolutamente dei nominativi, qualora lo faccia penso che andremo contro determinate obblighi di legge. Secondo, la trasparenza di queste assunzioni, non capisco perché queste assunzioni che vengono fatte attraverso il finanziamento di una fonte pubblica dove i cittadini pagano le tasse, nessuno non sa come accedere a questi concorsi, a queste selezioni, come vengono fatte, quindi parliamo di clientelismo sempre. Accuse gravi che gettano ombre pesantissime su Marco Zambuto che sulla vicenda replica comunque tempestivamente e contrattacca con durezza. I signori consiglieri comunali sono chiamati a decidere sulle modalità e sulle forme di gestione che il prossimo servizio dovrà avere. Per cui, siccome abbiamo inviato in consiglio comunale lo studio fatto dal consulente, il quale prevede le forme di gestione possibili sulla nuova gestione del servizio dei rifiuti, il consiglio comunale è chiamato, e penso che sarà chiamato la prossima settimana, a fare la scelta. Farebbero bene proprio questi due signori consiglieri comunali, che devono impegnare il tempo soprattutto perché, siccome sono quei lavoratori che vengono pagati dal comune di Agrigento, ogni mattina devono dimostrare il perché non vanno a lavorare, perché vanno al comune e poi vengono pagati dal comune. Quindi hanno sbagliato in questa occasione la circostanza, la motivazione per non andare al lavoro e soprattutto poi essere pagati dal comune. Dovrebbero proprio questi due signori consiglieri comunali, che dal comune percepiscono uno 4.000, l'altro 2.000 euro al mese, dovrebbero invece impegnarsi a non fare spendere soldi al comune e a utilizzare meglio la loro funzione di rappresentanti del popolo. Per quanto riguarda invece l'accusa che le muovono, per quanto riguarda un ipotetico voto di scambio riferito alle assunzioni che nel periodo estivo saranno circa 100 a fronte dei 32 licenziamenti previsti nel primo bando, lei come replica? Niente, guardi, mi riservo di querelarli, perché anche questa accusa è assolutamente infondata, ma meritano una querela e saranno querelati.